Associazione con finalità di terrorismo internazionale, addestramento ad attività di terrorismo, istigazione a delinquere, apologia del terrorismo, il tutto aggravato dall'aver utilizzato strumenti informatici. Sono pesantissime le accuse nei confronti di un 25enne di origine pakistana arrestato stamani dal ROS dei Carabinieri di Udine, coadiuvato dal Comando Provinciale di Trieste e da squadre del 13° Reggimento Friuli Venezia Giulia. I risultati dell'operazione Medina sono stati resi noti oggi durante una conferenza stampa. L'indagine è partita dal monitoraggio consueto che i carabinieri del ROS effettuano anche sul web relativamente a soggetti potenzialmente a rischio radicalizzazione. Il terrorismo purtroppo è posto in essere in Europa e purtroppo l'abbiamo visto in vari paesi come in Francia e in Belgio, anche composto da azioni isolate, di persone isolate che appunto non si integrano nel territorio in cui vivono e devono essere monitorate e controllate e una volta identificate devono essere in qualche modo bloccate. Il giovane era entrato in Italia nel 2023 proveniente dalla rotta balcanica dichiarando false generalità e di essere minorenne per poter richiedere la protezione internazionale. L'arrestato, religioso ma non frequentante la comunità islamica cittadina, era ospite dell'ICS che, come ha sottolineato il maggiore Marco Lombardo del ROS di Udine, è risultata totalmente all'oscuro dei fatti contestati. L'ICS ha poi specificato che nulla nel comportamento dell'uomo lasciava pensare agli sviluppi resi noti oggi. Postava sul web attraverso vari account, tutti a lui appunto riconducibili, video, post inneggianti alla guerra santa, all'ISIS, si dichiarava quindi adepto aveva vari follower, commentava questi video, alcuni anche li postava, li trasmetteva, alcuni anche di contenuto molto violento. Di recente il 25enne aveva dimostrato interesse all'apprendimento di tecniche utili alla fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali, alla ricerca di armi da fuoco e da riferimenti specifici al martirio. Da qui la necessità di intervenire con arresto avvenuto all'interno dell'abitazione che l'uomo condivideva con altre 3 persone al momento estranee a quanto accaduto. Non risultano coinvolti, come ho detto, risulta coinvolto allo Stato solamente lui. A disegnare il profilo di un lupo solitario, secondo i carabinieri, sarebbe stato anche il comportamento dell'arrestato, schivo, disinteressato ad inserirsi nel tessuto sociale, dato che però ICS contesta, nonché ad imparare la lingua italiana e appunto molto attivo in rete, dove interagiva con soggetti localizzati all'estero che condividevano gli stessi ideali di violenza, odio nei confronti dell'Occidente e contenuti di propaganda jihadista di connotazione terroristica. Lunedì prossimo, con tutta probabilità, si terrà